Non ci vede una sconfitta, anzi il presidente del Veneto Luca Zaia nel pronunciamento negativo della Corte Costituzionale in merito alla legge regionale di istituzione della facoltà di medicina a Treviso, già impugnata dal secondo governo Conte. È una sentenza che fa chiarezza su molti punti, commenta Zaia. Innanzitutto la regione incassa la linea vincente, che non era del tutto scontata, sul fatto che è legittimo attivare una nuova facoltà di medicina a Treviso. Questo viene sancito irrevocabilmente. La consulta boccia invece il finanziamento con risorse del fondo sanitario, ma questo per il governatore non è uno scoglio insuperabile. Troveremo modo di allocare queste risorse, dice senza esitazioni Zaia. Per Vanessa Camani, vice capogruppo del Partito Democratico, i dubbi avanzati dalle opposizioni sono diventati certezze. Con questo contenzioso ci rimettono tutti, attacca Camani. Sarebbe stato sufficiente modificare la norma finanziaria un anno fa per evitare il caos. Nella pratica bisogna trovare una fonte alternativa di finanziamento per gli stipendi dei docenti. Credo che poi questo farà parte di un accordo che il Presidente della Regione farà con il Rettore in modo tale da dare continuità. Da quello che ho capito in questo periodo l'intendimento è quello comunque di mantenere l'Università di Medicina, la facoltà di Medicina a corso unico a Treviso.